Hello world, ciao a tutti. Let me switch just a minute over to Italian to give you a little overview. Buonasera a tutti, benvenuti, o beh, non tanto buonasera perché poi dipende uno da dove si connette. Benvenuti a Zero to 100, da 0 a 100. Passeremo insieme un'oretta ascoltando della bella musica in compagnia di un very special guest, Mr. Daniele De Marchi. E sveleremo tra poco, ecco, l'arcano mistero dietro questa bellissima visita. E mi ricollego un attimo in inglese per dare un po' di contesto a chi magari abitualmente ascolta il programma in inglese. So, hello world and welcome to a new episode of Zero to 100. Today we're going to spend together an hour or so listening to very special records with a very special guest, Mr. Daniele De Marchi. If you're not new to the channel, you've probably seen this guy around before. Well, tonight we're gonna spend an intimate hour listening to some records that are gonna go hand in hand with a new book that he just released. The whole show is going to be in Italian, so if this is something that you're not maybe able to follow along with, activate the subtitles. They should be automatically generated by YouTube, so you can enjoy the show maybe later on demand. And now with that, we're gonna switch over to Italian again. Ok, questo era doveroso, un piccolo diciamo intro per chi normalmente ci ascolta in lingua inglese, ecco. Intanto ringrazio dell'invito te Andrea, che sei sempre un amico speciale e un divulgatore sempre di musica underground, e per me è sempre un gran piacere venire qui, insomma, ospite, mi sento come a casa ogni volta. Oh, that's nice, nice to hear. Io mi prendo un attimo per dire a chi ci sta ascoltando, se ci sentite bene, fateci un cenno via chat, dateci un attimo di feedback e ovviamente sentitevi liberi di interagire dal vivo con il nostro show. That said, let me just take care of a couple of things to get the ball running, per dare inizio allo show. Intanto ci stiamo ascoltando un dischetto, giusto per dare un po' di riscaldamento, una chicchetta che hai portato. Di che disco si tratta? Ma allora, questa qui è una raccolta che dovete sapere che è un po' il primo disco che mi sono ritrovato in casa ed è Bimbo Mix. Questo mia mamma me l'aveva regalato, questo deve essere dell'82-83. Ok. E l'ho portato perché dentro, chiaramente, tra i tanti brani di quel periodo c'è Vamos a la playa dei Righeira, che era una hit del momento, per introdurre poi il primo disco che ti ho portato, Andrea, e col quale appunto avremo occasione di parlare il perché. Vi ho fatto sentire prima Vamos a la playa e poi passeremo ad un altro disco, esatto, per contestualizzare il periodo. No? Questo qui tra l'altro, cioè, è veramente un disco da morire da ridere, perché questo era un classicone, cioè Vamos alla playa dei Righeira, però su questo Bimbo Mix c'era veramente di tutto. Sì, c'è il ballo del quacquaccio. Cioè, e chiaramente è Bimbo Mix, se no adesso ci sono i Bimbo Minchia, che è un altro discorso. Ok, magari passami la cover che sì, la condividiamo. Beh, ma questo ce l'avranno in tanti, anche in cassetta. Il essere, CD ancora non c'era. Io ricordo le cassette del Bimbo Mix e anche ricordo i CD. No, i CD no, non c'erano. Quando sono usciti dopo, hanno fatto le versioni del Bimbo Mix. Adesso condividiamo la copertina per chi ancora non lo conoscesse. E così potete farvi uno screenshot e magari andare a scoprire qualcosa di nuovo riguardo a queste compilations. Allora, ci ascoltiamo magari questo disco dei Righeira in background. Io faccio un attimo un controllo degli ultimi check con lo stream e poi diamo inizio a questa bellissima puntata insieme, d'accordo? Alright.
playa, al fin el mar es limpio, no más peces hediondos, sino agua fluorescente. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh. No, devo dire che allora c'è questo feeling di misto di sorpresa, un feeling esilarante tra sorpresa ed emozione, perché cioè per chi è la prima volta magari che ci sente parlare da un dietro le quinte, no, assieme, io ogni volta che suono con te, cioè, è sempre una sorpresa, cioè io ti giuro ogni volta che suoniamo un back to back we have a blast, like non c'è niente di pianificato perché No. tutti i set sono organici, no? Sì, sì, assolutamente. Però da un certo senso sono felice, ma ecco, questa sorpresa fa parte dell'esperienza che si ha con Daniele De Marchi, cioè non smette mai di sorprendere. Tanto che, passami pure la inner sleeve del disco. Questa qui, vi faccio vedere un pezzo di storia che merita di essere Sì, condiviso, perché questa qui l'hai fatta tu, no? L'hai dipinta tu. Sì, Questa. i pennarelli sono i miei, sì, all'epoca ero io. Quindi. Ecco, esatto, quindi questa è una simpatica interpretazione di Daniele De Marchi. Sì. Che, come si chiamano quei come si chiamano? Sai Libri quali- da colorare, quelli Yeah, dei bambini. exactly. Sì, sì, esatto. Ecco, tu hai un po' fatto da Ma hai non so se anticipato- fosse all'epoca l'avessero messa apposta per colorarla, però insomma io così, ho approfittato. Hai fatto benissimo, hai fatto benissimo. Allora, questa sera, diciamo, sei venuto a visitarci per anche un'occasione speciale, se vogliamo, no? Sì, sì. Perché è uscito Intanto ti tolgo il disco. un bellissimo libro edito da Daniele Marcuzzo, che sarebbe il gentleman alla mia destra, in arte Daniele De Scopriamo un Marchi. altro arcano qui. Un altro arcano, quindi Daniele, il suo vero nome è Daniele Marcuzzo, e ha scritto questo libro intitolato Notte Suprema. Esatto. Summa Noctis, che io ho cominciato a leggerlo ma non sono riuscito ancora a finirlo perché è appena uscito, Sì, è sì, fresco fresco. 2 settimane. 2 settimane, Sì, sì, esatto. E dà uno spaccato bellissimo del mondo del clubbing e della musica degli anni 90, inizio anni 2000, e tra l'altro è una versione romanzata, diciamo così, è proprio una Sì. novel, diciamo, no? Sì, è un romanzo, quindi permettiamo che può leggerlo chiunque, anche chi non è prettamente amante del clubbing, non è un libro tecnico, ecco, in questo senso. E avevo questa esigenza di mettere su carta, diciamo, tutte le mie esperienze accumulate negli anni. Infatti le cose trattate bene o male le ho vissute in prima persona, però i personaggi, le location, alcune sono vere, alcuni riferimenti sono veri, alcuni DJ che nomino sono realmente esistiti o esistono, però tutto il resto insomma è tutto romanzato, proprio per dare una chiave anche più fluida al racconto. E racconta in realtà diciamo il periodo che io ho vissuto maggiormente appunto del clubbing, che è quello che mi ha fatto innamorare poi dell'arte del DJ, che è negli anni 90. Io negli anni 90 avevo 15-16 anni a metà anni 90 e da lì è partita la magia insomma che mi ha coinvolto. E infatti racconta in particolare una notte del 95. Tu mi dirai perché il 95? Devo ancora capirlo in realtà nel libro. Sì, no, non è che non è che spoilerò niente, però per un quindicenne, un sedicenne che come me, che all'epoca appunto era il 95, c'erano tanti input musicali e stasera li racconteremo anche. C'erano 2 gruppi fondamentalmente, li hai vissuti anche te, c'erano quelli della techno o della progressive e c'erano quelli dell'house. Sì, perché al no? tempo non la chiamavamo techno, No. cioè era chiamata progressive, e Sì. la techno per certi versi era anche ironica la cosa, perché era un po' quella musica che adesso chiamiamo techno, però era di oltre confine, era quella Sì. che si viveva principalmente in clubs in Germania, per esempio in Belgio, Olanda, in tanto Belgio. anche. Sì. Che era per molti versi anche molto più dura, Sì. no, era più Cupa, sì. legata anche al mondo con molte influenze di hardcore, ritmi Sì, molto più sì. incisivi rispetto a quelli che normalmente si sentiva nella scena
italiana invece dove regnava la progressive, proprio no? per questo c'era una netta divisione tra sonorità di DJ che proponevano quello stile, che poi c'erano tante, come sempre in Italia si tende a dar tanti sottogeneri, quindi c'era la progressive, c'era la Mediterranean progressive, che era quella che veniva soprattutto spinta diciamo, dalla parte dei toscani, in Toscana, e qui da noi c'era una progressive per esempio diversa rispetto a quella che si ballava appunto in Toscana o quella che si ballava anche nella Riviera Adriatica. Erano proprio dei sottogeneri che andavano per lo più in alcune zone e meno in altre. Proprio perché l'importanza anche dei DJ resident, no? che la proponevano, e la figura del DJ resident è protagonista anche del mio libro, insomma. E quindi io metto la copertina intanto in visione, se volete farvi uno screenshot e andare a trovarla. Condividiamo anche il link ad Amazon se voleste ordinarvi una copia. Anche più di una, perché no? Anche più di una. Se volete, ci stiamo avvicinando a stagioni festive, queste sono sempre, ecco, belle idee, ecco, belle idee regalo. Adesso, se siete curiosi, volentieri. esatto. Allora, intanto questa sera noi, tra l'altro, accompagneremo un po' queste belle storie, perché sono belle storie, con dei dischi, no? Sì. Che caratterizzano un po' la tua vita e un po' anche la storia che hai descritto con questo libro. Sì, della nostra generazione, perché alla fine io e te siamo la stessa generazione. Yeah. E ognuno di noi l'ha vissuta chiaramente sulla propria pelle, questo cambio anche non solo musicale, ma poi che ha imposto un cambio generazionale vero e proprio, Certo. no? Che è l'avvento dell'house music. E su questo mi ricollego, Andrea, per introdurre il primo disco che sentiremo stasera dopo Vamos a la Playa. In realtà Vamos a la Playa è più o meno dello stesso anno, siamo nell'82-83 di questo disco che propongo. E sono venuto a proporlo per far capire a chi ci sta ascoltando nel tuo podcast, e vedendo ovviamente nel tuo podcast, che nello stesso periodo, nei 6 anni, esisteva già una musica underground e che proponevano appunto i vari DJ resident. Non era così facile recepire e trovare questi dischi, perché spesso e volentieri venivano dall'America, vedi la disco music eccetera, però questo disco in particolare è un disco di produzione italiana che mi è tornato in mente per proportelo. Un po' di mesi fa ho incontrato il mitico Andrea Gemolotto, Mitico, e legend. nel chiedere a lui sempre, perché io sono... Sai che io non l'ho mai incontrato dal vivo, cioè, una grande l'ho persona. visto performare, l'ho visto suonare, però non ho mai avuto in tutti questi anni l'occasione di scambiarci due parole. Ed è fantastico, è Assolutamente. fantastico. Beh, insomma, ecco, Sì, sì. se nelle sue conversazioni ha la stessa capacità narrativa che aveva e che ha ancora, insomma, quando mixa i dischi, di certo non ti annoi, ecco. È una persona come tutti i grandi che mi è capitato di lavorare insieme o di conoscerli. Io con Gemolotto non ho mai lavorato insieme, però l'ho conosciuto tramite altre amicizie e ero a Udine a fare un aperitivo, una serata, sì, un preserata praticamente, chiamiamolo così, adesso ecco, una volta era diverso, comunque vabbè. E adesso ci sono questi aperitivi e mi è capitato appunto di conoscere Andrea e gli ho chiesto un po' così di cose che non conoscevo, tipo le classiche domande gli fai: quando è arrivata l'house music in Italia, così. E lui mi ha nominato questo duo di produttori, non so se è un duo, comunque si chiamano Klein and MBO, che secondo il suo modo di vedere, o secondo il modo di vedere dei DJ dell'epoca, erano coloro che in Italia avevano anticipato di parecchi anni gli americani nel proporre per primi l'house music. Quindi c'è anche Nice. questa cosa un po' che si narra tra le righe. Non so dirvi se è vero o falsa sta cosa, però fatto sta che questo disco che andremo a sentire è dell'82. Alright, Quindi so let's spin it. questa è Wonderful di Klein MBO. Start.
actually that was pretty cool. Wonderful, come il titolo del disco. Wonderful, bravo. Sì, ogni tanto mi perdo con i miei inglesismi e con l'italiano, ogni tanto mi inceppo, però insomma... Vabbè, poi devi stare dietro tante ci cose. sento aiutarmi questa sera. Sì. E ti faccio una domanda. Cosa ne pensi di questo disco, essendo 82? Cioè, considerando che questo è un disco dell'inizio degli anni 80, qui puoi tessere, diciamo così, un sacco di correlazioni con quella che è invece la musica underground contemporanea. Cioè, vedi proprio come da qui nascono le radici, le influenze. Anche se ci pensi, no, molti dei samples che sentiamo oggi trovano proprio origine in quegli anni lì. No? Dove c'era sperimentazione con batterie elettroniche che cominciavano a spopolare, no? Dal Roland 808 and 909, maybe not, this is not 909, no. But cominciamo a immergerci in un qualcosa che fino a quel momento non era presente. E soprattutto, ricollegandomi al discorso che facevo introduttivo, che effettivamente può avere molti tratti in comune con quella che poi è diventata quella che chiamavano house music, no? Che per esempio cos'è questo? No, credo 86, uno dei dischi più famosi che è arrivato dall'America e che conoscono tutti, credo, quelli appassionati di musica house. Per chi non avesse mai sentito parlare di Marshall Jefferson, sì, esatto. This is the movie, this is the record. Che, sì. Che se non mi sbaglio... Infatti The House Music Anthem, tra l'altro. Yeah, exactly, cioè l'inno della musica house, no? Sì. Aspetta che lo condividiamo così anche chi ci segue... Sì, non andremo ad ascoltarlo perché è arci noto, è sempre bello, però per farvi capire un po' che dopo un po' di anni, insomma, è arrivato in Italia con i primi dischi, chiaramente c'è Your Love di Frankie Knuckles, eccetera, ma c'è anche questo di Marshall Jefferson, che tra l'altro è uno dei dischi che nomino all'interno di Notte Suprema. Mi sembra che tu lo nomini in uno dei primi capitoli, no? Sì, perché c'è un flashback. È un po' difficile raccontarvi il libro senza raccontarvelo, senza spoilerarvelo. Beh, magari lì potrò condividere la mia esperienza da lettore. Ecco, una cosa particolare che posso dirti è che all'interno troverete tanti brani proprio per contestualizzare anche un'epoca musicalmente. Quindi in questo flashback dove si parla appunto più degli anni 80 e proprio anche degli inizi dell'house music, perché siamo a fine anni 80, almeno per quanto riguarda l'Italia, chiaramente, e dove nomino appunto che stanno suonando questo disco di Marshall Jefferson. Alright, ok, va bene. Io non lo spoiler perché così sarà ancora più bello leggere la storia. Sì, alla fine del libro tra l'altro c'è una playlist dove potete andare ad ascoltare tutti i brani, insomma. Bello, questo non l'avevo ancora notato, visto che non sono arrivato ancora alla fine. Esatto. La cosa bella è anche che non avendo finito di leggerlo, ascolto anch'io con massimo interesse tutte le storie che ha da raccontare. Ma devo stare attento, sì, certo. Non spoilerare. Certo. Ok, sì. Cosa abbiamo sul piatto come allora prossimo adesso disco? facciamo un po' un balzo in avanti e entriamo un po' nel vivo di quando ero più consapevole, perché negli anni 80 ero troppo piccolo, però qua siamo credo nel 91-92, poi vediamo meglio sulla copertina, sì, sul centrino. E ero fuori con gli amici in bicicletta per le strade di quartiere così, e c'erano i ragazzi più diciamo più adulti di me, che comunque avranno avuto 20 anni, 22 anni, così all'epoca, e sentivo che venivano fuori dalle casse dei loro mega audiocar stereo. All'epoca c'era anche un po' una gara chi ce l'aveva più grosso, car no? stereo, come dei sound system nelle macchine. Sì, all'epoca c'era anche proprio una ricerca di avere il sound system più potente. Sì. E tra i primi dischi che mi è capitato di sentire che questi ragazzi li avevano su queste, perché erano proprio le cassettine, avevano su queste, fatalità una cassetta, così, da niente, e praticamente c'era questo disco che è considerato uno delle hit che hanno contribuito a lanciare quella che parlavamo prima, la scena techno, e questa è quella che tanti definiscono la prima techno, no? Quindi tutto il mondo belga, eccetera. E questo è un disco mito in assoluto, tutti quanti, invito anche specialmente i più giovani che stanno seguendo a riscoprirlo, perché queste sonorità stanno tornando tanto anche sulla techno attuale, che si rifà molto alla prima techno, quindi siamo nei primissimi anni 90. E questo è LA Style con James Brown is Dead. I know this record. It's a bomb.
anche qui se ascolti bene ci sono un paio di suoni che poi sono stati campionati e ricampionati e ricampionati Assolutamente. in mille salse diverse. E tra l'altro mi hai portato un altro paio di dischi che oggi non avremo il tempo di ascoltare, ma che se insomma queste storie vi piacciono, perché no, possiamo ripresentarle eventualmente in un altro episodio. Ok. Ah beh, ce n'è. Ce n'è allora, questo è Spectrum. Sì. RNS Records. Yeah, exactly, che è ancora una label che sforna, diciamo così, musica a go-go. Questo del cavallino, non so se si vede. Exactly, ma possiamo anche eventualmente condividere la cover. E quest'altro che è invece un disco di Moby. Uno dei primi in assoluto. Go. La cosa simpatica è che c'è un autografo su quel disco lì. Non so di chi sia. Però Non credo sia di Moby. Non si capisce se è di Moby o meno. E cosa ironica, c'è anche qui un autografo che non so se avevi notato. No. Quindi hai due... Mario dei dischi che valgono migliaia di euro. Yeah, exactly, e invece and niente. nobody knows about them. Ma con De Marchi non si sa mai, no? Quindi Non penso sia l'autografo di James Brown perché dice Phil, Sì, quindi no. non penso sia lui. E qui se era Moby non so se è andato di corsa. No, e poi ha smesso ovviamente di fare sono adesso. dischi che io non potevo aver comprato all'epoca e li ho trovati poi usati e quindi non saprei dirvi onestamente. Questo qui che vedete è un disco di RNS e questo è il logo, il famoso logo del cavallino che insomma trovate Sì. anche sulle produzioni odierne. Adesso guardando le cover quelle nuove sono un po' più argentate, no? Con questo fade in viola, ma insomma quella è la label. Sì. Ecco, questo qui tra l'altro si lega un po' come sonorità a quello di cui parlavo prima proprio, Sì. no? Quelle sonorità un po' più hard, no? Che Sì, anche se arrivavano- non era così cattivo, cioè nel senso, anche se questo non era tra i più cattivi, tra i più assolutamente. cattivi, sì. Ecco, sì, non parliamo magari di label, non so, tipo Bonsai Records, lì vai proprio a sfociare, no, in Sì. tutto quello che erano imprinte molto più Sì, era hard incisivo. press o quasi hardcore certi dischi. Yeah, sì. definitely. Sì, sì. E adesso ho Però questo disco qua, chiudo il discorso di Prego. Lay Style, perché questo disco qua all'epoca avevo dunque 12 anni, 11-12 anni, sentirlo così è stato un urlo Yeah. che mi ha fatto svegliare, ho detto ma che musica è questa? Cioè, penso che sia stato simile a un po' il fenomeno del rock and roll, no? Nel senso sono quei dischi un po' di rottura, proprio parlavo prima di cambiamento generazionale, che era veramente un modo per i giovani di evadere, E al tempo come definivi quel disco che abbiamo appena sentito? Ma non gli davo un genere perché non ero in grado di cogliere ancora, ovviamente la testa di allora non è la stessa di adesso, però l'impatto che ho avuto è stato veramente lo stesso impatto che hanno avuto migliaia di ragazzi, milioni di ragazzi all'epoca, perché era veramente una musica di rottura nuova, mai sentita. Sì. È un po' quello che manca ai giorni nostri secondo me, no? Cioè nel senso si è sentito di tutto di più e si fa fatica a trovare qualcosa che veramente ti colga così sorpreso come avveniva all'epoca, perché all'epoca non c'era stato niente di simile prima. Yeah. E quindi insomma era veramente una cosa. Io ricordo la prima volta che ho cominciato a sentire quel tipo di musica, l'ho sentito per radio. Esatto, sì. Perché non c'erano altri canali, non c'erano, perlomeno proprio all'inizio c'era solamente la radio La radio e le cassette, come dicevo e le prima. cassette. Sì. E quando ecco, questi dischi qui sono quelli che, se vuoi, hanno cominciato a far girare, no, questo termine techno music, qualcosa di un po' più Sì, strutturato, avanti, sì, no? sì. E ricordo che la prima volta che ho visto suonare questi dischi qui è stato alla discoteca Manhattan di sì, Goldrick di Sant'Urbano, nella main room, e ho detto oh man, cresciuto Non so se si chiamasse già Metamorfosi all'epoca. sì, Metamorfosi penso è arrivato, Metamorfosi è arrivato un attimo dopo. Penso la fase
forse più bella che ricordo è dove c'era Martini e Luca Cuia come Residence, no? Mega intro. Yeah, fantastico. E Sasha faceva di apertura, tra l'altro. E Luca. poi magari andiamo a toccare anche un Che po'. salutiamo, magari, se Yeah, ci sta exactly. vedendo. Definitely. I E love your set. lui continua a spingere Yes. musica super. Amavo e amo ancora nella mia memoria, perché è un po' che non ti sono suonati dal vivo, i tuoi set, Sasha, di apertura erano fantastici, downbeat, slow beat. E quindi ecco sì, quel disco lì proprio condensa tutte queste memorie. Sì, assolutamente, assolutamente. Beh, c'erano appunto, per ricollegarmi, le radio, le cassette, di cui troverete parlare molto all'interno del libro. Scusate se ma è per riprendere proprio, anche siccome è anche una serata nella quale parliamo del libro, appunto, Ma di troverete scusarti questo anche, io aspetto. dico, ti invito proprio a testare queste correlazioni, perché è bello ascoltare delle storie, no, che si legano alla vita e al vissuto di un autore che ha scritto un libro, perché tu racconti una storia Sì. per un qualcosa, però è qualcosa che proprio che hai vissuto. Sì, Cioè, ma ci sono accadeva. accadeva. Ci sono amici che stanno leggendo, hanno detto, e come per fortuna succede nelle storie, e a quanto pare anche, mi sembra di averla raccontata bene, insomma, succede che mi dicono, anch'io avevo un amico come lui, anch'io ho vissuto quella situazione, quindi si immedesimano al 100%. Chiaramente chi non le ha vissute è un modo per scoprirle, come dico sempre, no? Quindi questo. Ascoltiamo un po' di musica sì, intanto e dopo dicevo, ritorniamo, perché mi sono venuti in mente un paio di domande che avevo il piacere anche di sempre condividere. musica, e mettiamo Always Oh, all right. di Fishbone Beat. Let's go. Play it. Let's spin this one. This might be the night. This might be the night. Always outside. Always outside. Always outside. Always outside. Always outside. Always outside. This might be the night. This might be the night. This might be the night. Always outside. 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 Altro disco leggendario questo. Sì, siamo nel 92 anche con questo, pensa te. Sì. Sì. E questo perché l'ho scelto? Perché, ricollegandomi al discorso di prima, che diciamo noi stiamo facendo un podcast adesso, no? Ma all'epoca non esistevano chiaramente, e i nostri canali divulgativi erano la radio, le cassette, e c'erano dei programmi in TV che parlavano del mondo della notte e delle discoteche, tra cui c'era Match Music. Yes.
e Match Music in cui all'interno c'era una rubrica curata da Paolo Martini, mitico Paolo Martini, che si chiamava The Sound of the Underground, perché questo genere faceva parte un po' di quella, c'era appunto la techno, ma c'era anche la musica che si è definita underground. Adesso underground comprende tutto, ma all'epoca c'erano questo tipo di sonorità che erano più legate all'house, ma all'epoca non si chiamava tanto house, si chiamava underground. Yeah. E questo Always di Fishbone Beat è un progetto tra l'altro firmato dallo stesso anche Paolo Martini, che lo proponeva all'interno di Match Music, e così ho detto aspetta che lo porto via perché ho queste sonorità, no? No, Match Music è stata fantastica perché diciamo era un qualcosa che si metteva, cioè si posizionava al lato della radio, Sì. perché era una TV, Sì. era un programma televisivo, quindi Esatto. era la prima volta, una delle prime volte, diciamo così, che una delle prime opportunità che ti permetteva di esplorare, vedere da un angolo un po' diverso, no, quella che è musica che non si sentiva da nessun'altra parte. Sì, specialmente questo è stato proposto prima da Paolo Martini, chiaramente, poi è diventato chiaramente una hit, veniva nelle varie DJ Parade, eccetera, però all'inizio i dischi partivano dal club e quindi partivano da una proposta, da una ricerca musicale dei DJ che li spingevano insomma nei vari canali. Intanto ricevo messaggi da amici che ci seguono dalla Germania, dall'Italia. Basta che non ci infamano poi per il resto. No. Ah, grandi. Mi ricordo molto bene Match Music, anche perché poi sono nati i Match Music Stores. Mi ricordo sì, qui a anche Conegliano, il posto di dischi, c'era sì. un negozio di dischi che è nato dalla partnership tra Christian S. Questo non lo sapevo, vedi. Esatto, Anastasio e Walter Misasi, e era fantastico perché era un un bel mix tra negozio, l'abbigliamento tra l'altro. e diciamo i negozi, è un negozio di dischi vero e proprio, per cui io mi ricordo che il sabato pomeriggio andavo a girare dischi al Match Music Store E ti sembrava di andare su Marte, perché chiaramente fantastico. sì, Era chiaro, fantastico. è chiaro. E un altro bellissimo ricordo che ho di Match Music è legato a Mauro Ferrucci, che appunto, se non mi sbaglio, era No, anche lui. Ferrucci faceva Crazy Dance, Faceva Crazy Dance, you're che era right. un altro Was it? programma, sì. So I remember Ma quel anche periodo tu hai seguito... Sì, mi ricordo quel periodo sì. cominciava a nascere la TV al lato della radio. Sì. E tutti questi programmi, Match Music, Crazy Dance, poi c'era Agenda Aperta, che ho fatto Agenda Aperta, Shaker Planet, Sì. Sky. Perché c'era parecchio interesse per tutto il movimento delle discoteche, ma di tutto, cioè nel senso non era che solo discoteche di tendenza, era proprio tutto un sistema che ruotava intorno e che faceva riversare tanti giovani. Ma sai anche la cosa interessante, una delle domande così che la community aveva condiviso quando diciamo, ho detto oh, ci sarà Daniele che viene nel prossimo episodio, una delle domande più gettonate era appunto quella, cioè come si faceva a trovare la musica, no? A quel tempo, quando non c'era internet, non c'era molti canali di là della radio, cioè un DJ cosa faceva per cercare la musica, dove andava a sbattere la testa, come si informava, dove trovava i titoli da acquistare. Sì, tu hai nominato qui a Conegliano il Match Music, io ho un amico tra l'altro che saluto, Francesco, non so se ci segue o ci seguirà magari la registrazione, che lui aveva l'anteprima a Ponte di Piave, Ok. e praticamente i primi dischi li ho presi lì e fondamentalmente tu dovevi diventare confidente del negoziante, no? Diventare un po' amico, perché chiaramente i dischi più belli andavano ai top DJ e tu che eri nessuno praticamente dovevi star lì ogni giorno a cercare di dire no dai mettimela via una copia, Anche perché erano copie limitate, arrivavano cioè non pochissime c'erano. copie, no? E tra l'altro sta cosa mi collego al fatto che una leggenda come Claudio Coccoluto si dice che girasse tutti i negozi di Roma o comunque e prendeva 3-4 copie dello stesso disco per averlo solo lui, per suonarlo solo lui. Questo era un po' perché all'epoca non c'era tutta questa condivisione, non c'era la possibilità come adesso che tu se non scarichi oggi un brano lo scarichi domani e va bene. Quindi ricollegandomi al discorso dei negozi bisognava che star lì, spulciare, però allo stesso tempo secondo me questo tu quando ti manca una cosa ti ingegni e quindi si cercava di trovare magari dei dischi che non erano
proprio diciamo la prima scelta, però erano la seconda scelta che però poteva essere inserita in un tuo set e quindi facevi di necessità virtù praticamente, quindi riuscivi a tirare fuori magari delle chicchette, delle B-side, no? E con quelle poi ti facevi la tua cassettina, la davi agli amici e ti creavi la tua musica. Oppure la facevi per portarla come demo Sì, a dei club dove a rompere magari... le balle. Sì, esatto. Questo era... Quindi sostanzialmente c'erano pochi punti dove poter andare a cercare i dischi. Infatti i top DJ dell'epoca andavano all'estero, prendevano gli aerei, andavano a Londra, tantissimo, era gettonatissimo a Londra, oppure andavano appunto ad Amsterdam, eccetera. Berlino nei primi anni 90 non era così come è conosciuta Berlino adesso, e quindi giravano insomma per cercare dischi. Chiaramente le possibilità per chiunque voleva fruire di musica doveva andare nei vari negozi specializzati di musica, di mix per DJ, e lì stavi ore ad ascoltare, però non era detto che ti trovavi la coppia. Assolutamente. E sai cosa ricordo anche al tempo di come cercavamo dischi? Ti ricordi quando andavamo nei negozi specializzati, c'erano queste sorte di mini giornaletti? Ah sì, Disco ID. Disco ID, yes. Sì, detto anche Discoid. Oh, Discoid, yeah? Sì. Disco ID, and I remember vividly. Mi ricordo Sì. che c'erano delle rubriche Ce li ho a all'interno. casa, non te li ho portati, ma ce li ho. delle rubriche. Me li hai visti anche a casa mia. Yeah, definitely. E mi ricordo che c'erano ogni mese usciva un numero con un colore diverso, un'impaginazione. Sì. E c'erano delle rubriche, e io mi ricordo che ogni volta che andavo in questi negozi di dischi prendevo una copia di questi la mini Bibbia. magazine, Sì. era la Bibbia. Sì. Mi ricordo che io lì ho scoperto l'esistenza di Ralph, Ah, lì? right? And it was beautiful. Aveva la sua rubrica fissa lui. Ralph 2 was- pagine, mi pare era. Sì, he still rocks, like, Sì. lui è ancora un fantastico, Super selector, fantastico sì. DJ che ecco, amo continuare a seguire, ma io mi ricordo che era bellissimo perché oltre ai titoli c'era, diciamo, una parte decente, una piccola colonna dove raccontava Sì. delle storie, no? Aneddoti, sì. E non mi ricordo in quale anno e in quale numero, ma mi ricordo che Ralph ha raccontato di un episodio nel quale era arrivato all'aeroporto e gli avevano rubato un fly case. No. You know, e io ho detto, oh Tragedia. no! Oh no, I was so sad. E allora ho detto, che triste questa storia, no? Ma mi ricordo, e chi si è preso questa si è portato a casa anche una versione speciale di questo disco che aveva già. Ho detto, lì ho riso. Bellissimo, bellissimo. Da quel Sì, giorno vedo mi il sono personaggio. attaccato che un DJ faceva viaggiando, ricercando. E il mio problema però era che, come dicevamo prima, la classifica è uscita questo mese, good. Molti di questi dischi erano già sold out. Sì, e poi Era molto anche difficile. le mie possibilità economiche dell'epoca non erano Yeah. le stesse che magari avrei oggi, cioè comunque dovevi comunque scegliere che disco Yeah. comprare, perché ovviamente poi una volta c'erano addirittura le discoteche che compravano i dischi proprio per tenerli all'interno del club, quindi era proprio un mondo completamente diverso. Quindi quegli anni lì c'era la radio, Le cassette. c'erano le Cassettine, cassette, e quello. c'erano i negozi specializzati, i Sì. primi programmi TV, non c'era internet, No, e poi c'era assolutamente. tanto passaparola. Sì, Questi sì, erano sì. i medium più utilizzati, ecco, per scovare tracce, scoprire dischi, Assolutamente, labels. Assolutamente. E introduciamo il prossimo disco, Let's go. che tra l'altro è un'etichetta mitica degli anni 90 che avevano anche il Match Music Store, Yeah. che è la UMM, Underground Music Movement. Yes. E qui ci ascoltiamo un gran pezzone di Louis Vega e Kenny Dope Gonzalez, che Masters sono at Work. Masters at Work. E vi faccio sentire questa versione di Hard Drive, Ok. che ha un po' anticipato i tempi per quanto riguarda il French Touch, Daft Punk, Ok. eccetera, quel mondo lì. Ecco. Alright, Quindi let's spin it. andiamo subito.
What a trip. Questo veramente è proprio una macchina del tempo, eh. Cioè, quando ascolto questo, tutta la serie in realtà di UMM, Sì. Underground Music Movement, è uno spaccato Sì. fantastico perché cioè, colleziona, condensa tutti i dischi che hanno proprio caratterizzato quella scena emergente che si è cristallizzata intorno all'house, che ha cominciato proprio a prendere forma, no? Si parlava proprio di underground all'epoca. Underground, Infatti, dava il nome exactly. proprio UMM, Underground Music Movement. Yeah, definitely. E ho visto che hai appena appoggiato un altro disco abbiamo qui una, Sì. una piccola parentesi, abbiamo qui una cover della Match Music Compilation, giusto per linkarci a quello di cui parlavamo prima. esatto. E questa qui è una piccola gemma, vi giro anche il retro, giusto per dare un'occhiata alle tracce che giravano al tempo, è uscita su Division, altra label. altra label, Quella UMM, sempre italiana anche quella. Esatto, Sì. esatto. Sì. E, ascolta, una delle altre curiosità, insomma, è collegate al mondo della notte, del clubbing degli anni 90, no? Come si organizzava, no, la gente? Molto di quello che è il planning che si fa oggi, no? Abbiamo cellulari, abbiamo social media, it's different. Molto diverso, È sì. una dei tasti delle domande, no? Il pre-show che la community aveva era proprio quello, cioè cercare di capire come funzionava, cioè come ci si organizzava per Allora, uscire. io come ho detto nel libro, appunto, negli anni 90 la discoteca era più che un'opportunità, era un imperativo assoluto. Cioè, nel senso che chi diceva, ma stasera andiamo al cinema, era visto come un alieno, cioè una cosa, cioè tipo no, perché la stragrande maggioranza proprio tutta la settimana nell'attesa del weekend che partiva già il giovedì, comunque giovedì, venerdì, sabato, domenica, ed era discoteca, discoteca, discoteca. Poi ognuno c'era un'ampia scelta di serate, quindi c'era quello che magari andava lì solo per le ragazze, oppure c'era quello che sceglieva la musica più commerciale, però c'era un'ampia scelta e c'erano quelli proprio che andavano per la musica, quindi parlavamo di underground, di techno, ma c'erano veramente delle transumanze proprio di persone che si muovevano di notte. Ma questa cosa partiva già da prima, giustamente tu mi hai fatto la domanda, perché le persone si preparavano il vestiario per andare a ballare, che questa cosa qua non esiste più adesso. Cioè adesso vabbè, ti metti su una giacca così, per dire io adesso potrei andare in discoteca così. All'epoca c'era proprio una ricerca dell'outfit. Non si chiamava neanche outfit all'epoca, cioè look, no? Ti ricordi c'era il total look? Oh sì, A a Treviso. Treviso era un negozio, anche lì c'aveva una console dentro. Allora la console dentro, cioè c'era proprio dei negozi anche lì specializzati su il Abbigliamento mondo della notte. da club. Da club, esatto. Poi c'erano i più, diciamo, le persone un po' che vedevano un po' oltre, che si facevano loro proprio il vestiario, erano i più eccentrici, ma erano quelli che coloravano la notte, no? Quindi era veramente un mondo, adesso si parla tanto di comunità anche LGBT, eccetera, ma all'epoca era un mondo molto, molto colorato, quindi cioè, era veramente, forse lo vivo in maniera nostalgica, però io non l'ho più trovata quell'atmosfera lì, forse perché, ripeto, era qualcosa di nuovo, no? di entusiasmante, che quindi era la discoteca era veramente il luogo dove potevi Esprimerti. essere libero, no? Essere libero. Tante volte ho avuto l'occasione di lavorare tante volte col principe Maurice, per esempio. Oh yeah. E lui lo diceva tante volte nelle sue narrazioni, no? Perché lui comunque viene dal teatro, è una persona molto colta, eccetera, e parlava spesso di queste cose appunto legate al mondo della notte, dove addirittura a fine serata Maurice mi ricordo che diceva a tutti andate piano per strada, eccetera, mi raccomando, sì, insomma c'era un'attenzione per quella che poteva essere la trasgressione, ma anche per poi riportarsi sulla giusta carreggiata, no? Right. Cioè nel senso, però nella notte, ma quanti hanno parlato della notte, anche i registi, eccetera, la notte è trasgressiva perché nella notte è come una livella, cioè, la persona che è più abbiente e la persona invece meno abbiente si incontravano nella discoteca e tutti erano uguali. Cioè, la discoteca era comunque un ambiente dove tutti erano lì per divertirsi e quindi era fantastica questa atmosfera che si respirava, ecco.
Bellissimo, bellissimo. E ci si metteva d'accordo un orario, quello era, ci si trova, si va. Ah sì, non esiste neanche i cellulari, dove? Citofonate, quello era l'orario più o meno, e ci si preparava per andare fuori, appunto si cercava di avere un look più figo possibile, e insomma era bello perché appunto c'era anche, come dicono certi spot, no? L'attesa forse è più bella che non vivere un evento stesso. Ma era così, cioè si viveva nell'attesa della discoteca, e è un po' quello che poi ha mosso anche me nell'avvicinarmi a questo mondo, insomma, e quindi questo Nice. è. Tra l'altro Sì. c'è uno dei characters, uno dei personaggi del tuo libro che mi ha rievocato alcune di queste memorie, no, di quel periodo. Non lo spoilerò, ma mi sembra il nome fosse Turbo. Sì, Nel libro, Turbo però- è uno dei protagonisti in assoluto del libro. Non sto a rovinare no. la sorpresa perché è chiamato Turbo, perché è bella anche la storia dietro a questo, Beh, quando sì, si legge poi il leggetelo. libro. Sì, sì. Però mi ricordo Perché che c'erano i nomignoli, no? Ci sono ancora adesso. Esatto. Nella compagnia c'era Turbo. lui mi ha rievocato dei capi d'abbigliamento che erano sommersi nella notte dei Ecco, tempi. sì, sì. Dopo il disco raccontiamo anche questa cosa qui. Alright. Adesso ci muoviamo, facciamo piccoli passi in avanti verso i giorni nostri Ah. e andiamo a sentire un producer che ha segnato un'epoca, che è Manuel Top. Yep. Con la serie di Attacks. di Attack Record. Esatto, brani su Attack Records, che è un caposaldo della musica techno progressive proprio Yeah. dell'epoca. E questo è stato uno dei primi dischi che l'ho sentito in discoteca e ho detto ma che roba è? Cioè veramente, era questo incedere ipnotico che ha, e quindi andiamo a sentirci uno dei tanti, insomma sarebbero tutti da ascoltare, ma non E abbiamo tra l'altro tempo. sono appena stati ristampati questi. No, questi sono originali. Sono così belli che hanno appena fatto una serie dove li hanno rimasterizzati e ristampati tutti quanti Tanta roba. in Sì, vinile. sì. Alright, Andiamo a sentirci Tone. let's enjoy.
man, Io- like, questo disco tra l'altro, questa era sonorità da domenica pomeriggio. Io questo l'ho sentito la prima volta a Diamanti, che mi pare, o a Manhattan, adesso non mi ricordo. Che per chi non conoscesse era nella ridente cittadina di Gaiarine in provincia di Treviso. Sì, ma questo si proponeva la domenica pomeriggio. Yeah, Cioè, man, cioè, I love this. Guarda, adesso tra lo considero musica da after. Per carità, ha sonorità da after. Però... oh. E poi dipende da che after è after, no? No. Ma tra l'altro condivido anche questa copertina, che è la copertina di Acid Phase, questo è l'originale, sempre di Attack Records, che non andremo a suonare questa sera perché è un disco, diciamo così, stra suonato, però ecco, per chi non lo conoscesse ancora, andate Nito. a spulciare, lo mettete in qualsiasi piattaforma d'ascolto e godetevelo perché è veramente uno spaccato di storia. Ecco, per esempio, questo è un disco iconico. Sì. Ecco, questi sono tutti dischi che hanno veramente fatto la storia. E tra l'altro tu mi dicevi che mi hai ricordato una bellissima cosa ascoltando questo disco. Che c'era uno stile di ballo, no, per ogni disco o per ogni Periodo, per ogni periodo. ecco, E per ogni, diciamo. e per ogni zona anche, ogni zona e ogni genere musicale. Perché la house era una roba un po' più impettita, no? Si diceva sono quelli della camicia bianca, no? Perché sono tutti incamiciati. Right. E chiaramente adesso ho un'età che forse sono più da camicia bianca, però all'epoca chiaramente vedevi un po' una cosa un po' diversa. E c'erano degli stili proprio. stili diversi, no? Sì, questo qui mi ricordo che lo ballavano con le mani tipo pistolette così, no? Sì, vabbè, è una cosa simpatica, però era così perché c'era questo incedere ipnotico e tutto faceva parte di quel colore che parlavo prima, no? E poi non avendo cellulari, non avendo altro in Il mano, focus era lì. potevi, cioè Sì. ti portava ad immergerti completamente nell'esperienza del ballo, no? Ma poi ti ricordi quelli che erano al bar, quando sentivano il disco, mollavano tutto, andavano in pista, cioè, Yeah. una roba... Sì. Cioè, questo faceva capire che comunque la musica era comunque al centro, no? Poi, chiaramente, è sempre stata che a uno gli piaceva di più una cosa, a uno ad un'altra, perché la musica è molto soggettiva. Però anche lì il DJ, se sapeva creare l'onda sonora giusta, coinvolgeva tutti, no? Ma se dovessi dire così, on top of your mind, like, se dovessi dire dei dischi che ti vengono in mente che erano delle bombe atomiche che i DJ si tenevano lì nella valigetta e... Ma uno è protagonista nel libro, però non posso dirlo. Ok, e allora invitiamo tutti quanti a leggere Notte Suprema, dove troverete molte delle risposte Esatto, agli esatto. enigmatici racconti Se no non scrivevo un libro. di Daniele De Marchi. Se non ero enigmatico non scrivevo un libro. I love this. Questo lo ridò a te. Sì. Ok. Oh, adesso questo è un altro disco fantastico. Sì, allora, fino adesso abbiamo parlato di dischi da centro serata, no? Questi Bravissimo. sono i dischi, diciamo, che un po' sentivi nel pieno della serata. E adesso anche nei festival, eccetera, si parla molto di questa fase iniziale che tutti nominano warm-up, no? Yeah. Un po' preso dal mondo della Formula 1, non so, penso che sia quello... I don't know. Ecco, però diciamo che all'epoca nostra, che ormai parliamo come dei Matusalemme, tipo, no? Vabbè, Si parlava, sì. per tanti anni si è parlato di preascolto, che in realtà sarebbe scorretto come termine, però era la parte introduttiva della serata, quindi se una serata partiva, come spesso capitava anche al Miro, per esempio, partiva a luna di notte, il preascolto era quello che andava dalle 11, Sì. quando arrivavano i primi avventori, no? E veramente erano pochissimi, perché alle 11 eri tu i baristi e basta, no? E sentivi ancora la discoteca vuota con dei rumori diversi, volume più basso, però c'erano, ecco, io all'inizio ho fatto anche quella fase lì e mi sì, ricordo anch'io. qui, adesso vi porto più avanti nel tempo, parliamo un po' più vicino ai miei inizi proprio. Questo disco mi ricorda il 98, ero sempre al Miro, ma forse tanti non lo sanno, ma io al Miro sono arrivato prima, appunto, nel 2000, diciamo che è stata diciamo la mia nomina come DJ resident, no? dell'Arena. Quindi l'Arena era, per chi non lo sapesse, il Miro era multisala, però era famoso per l'Arena. L'Arena era... Miro era una discoteca leggendaria di Lignano, Sabbia d'Oro, no? Esatto. In Friuli. Sì, in Friuli.
La spiaggia dei friulani è Lignano Sabbiadoro. Cioè, ho tanti amici infatti da Udine, eccetera. Saluto Luca in particolare, che mi segue da ormai 25 anni, quindi insomma è uno dei... come gli ho scritto, è uno dei miei fans più attivi da sempre, dall'inizio. Però a parte questo, dicevo appunto che nel 98 mi trovavo a Roma e ovviamente ero alle prime armi e parlando appunto che con i ragazzi più giovani, sì, avevo l'opportunità comunque di mettere dei dischi in discoteca, che adesso è molto più difficile questa cosa, no? E si faceva il cosiddetto scaldapuntine, cioè su quello che praticamente ti davano questa opportunità, però dovevi fare la parte iniziale della serata. E allora comunque cercavi di portare un po' delle sonorità per quella parte di serata. E in quegli anni nascevano tante label, tante etichette e tanta musica dedicata anche a quella parte di serata, perché ovviamente non ero solo io che proponevo quel sound lì, ma c'erano anche altri club e quindi quel sound dedicato che non doveva essere né troppo esplosivo né troppo smorto, diciamo, ma un giusto connubio per far, diciamo, per introdurre la serata e che i primi appunto clienti del locale arrivassero dentro e trovassero già una certa atmosfera a seconda della sala ovviamente dove andavano a ballare. Quindi si caratterizzavano questa parte della serata da un beat molto lento, no? Addirittura mi ricordo che il mitico Marco Dionigi all'Alter Ego aveva fatto di questo genere un genere da centro serata, perché l'Alter Ego proponeva, per quanto riguarda la sezione da lui proposta appunto, un battito molto lento, i BPM molto lenti, e addirittura metteva dei dischi che dovevano andare a 45 giri, 33. li metteva a 33. Famosissimo è il disco cosiddetto delle cornamuse, che è Acid Folk, che se tu lo ascolti è un disco progressive, Right. ma messo lento ha creato un'atmosfera pazzesca. Anche quello volevo portarlo via, ma è un disco mito talmente conosciuto che andate a ascoltare, è Perplexer Acid Folk. Nice. Invece qui andiamo ad ascoltare questo disco su questa label italiana che faceva appunto queste cose molto, appunto, molto da club, legate al preascolto. Questo era un disco che spesso mi avete sentito proporre. Nice, let's Vai. enjoy it then.
Oh, questo è fantastico. Questo proprio mi riporta a quell'atmosfera Sì. di warm-up. Sì. Di warm-up, di riscaldamento, no? Della pista. Sì, Che questo era tipico. È così, cioè, i BPM sono quelli originali, non è che abbiamo messo... sì. Ne abbiamo parlato prima, però uno dei warm-up più belli che io mi ricordo era proprio quello di Sasha. Ma Di anche lui Sasha- credo mettesse da Sì. 45 a 33, Sì, di Sasha che faceva al Manhattan, io mi ricordo l'atmosfera era fantastica, diciamo così, no? Perché Sì. ed era la prima volta che ascoltavo, cioè, della musica techno, elettronica, progressive, Sì, as we quello che era, name it at certo, the time, certo. but ha un beat molto mellow, molto immersivo, molto... E creava io mi ricordo ancora entrando nella main room del Manhattan, c'era la room si iniziava, A diciamo, riempire, certo. a popolare, quindi il feeling era diverso da quando la room era super packed. Assolutamente. You know? Sì. So it was a different vibe. Ma è il suono che era diverso. Il proprio. suono era diverso. Sì, perché più vuota è una discoteca e più Yeah. senti i vari delay. Cioè, Yeah, nel senso, cioè- era magico. Sì. E io mi ricordo che arrivavo proprio prima per ascoltarmi il warm up di Sasha. No, ma poi ti godevi la sigla, cioè, Sì. era proprio quello il momento Yeah. bello, no? E tra l'altro ho un bellissimo ricordo perché la prima volta che sono andato ad acquistare dischi con i miei piccoli primi risparmi di quando facevo i DJ set, no? Il sabato pomeriggio da una parte o dall'altra, no? Sì. E quando avevo messo via abbastanza risparmio andavo, mi ricordo ancora, al DJ Studios di Mestre. E lì, il primo giorno che sono arrivato c'era So Luca centrini Cuia, di right? C'era Luca Cuia, Sì. you know, and I was like a kid, ero così, e vado e dico, you know, vorrei questi dischi, you know, una lista scritta, quello che avevo trovato nei Non penso che magazine, gli you know. dicessi poi you know. Gli dicevi, Yeah, cercavo di parlare italiano, mi inceppavo anche al tempo con l'italiano, comunque è sempre stato un po' goffo. dicevano che ero arrivato a Londra. non mi ricordo. Yeah, exactly. Anyway, mi ricordo che mi ha dato questo pacco di dischi Sì. e poi mi ha detto, ok, vai lì. E davanti a me, quando sono andato a scuola, c'era Sasha che ascoltava dall'altra parte e ho detto, man, this is like the coolest place ever. Il più bel posto, il momento... Sì, perché arrivavano i vari DJ. Era no? bellissimo. E ho questa connessione di ricordi che mi sono rimasti, mi riportano alla memoria degli opening set, i warm up di Sasha al tempo. Assolutamente, Erano veramente molto molto assolutamente, belli. assolutamente. Quindi Sasha, un saluto. Ciao Luca. Alright, allora ci stiamo avviando verso una parte Sì. particolare di questo episodio di oggi che si avvia verso la conclusione, ma che però, se a voi piace, possiamo estendere eventualmente ad altre date. Rimango a disposizione, come si Come scrive si sulle suol mail, dire. no? Exactly. E questo è un disco storico. Questo è un disco storico, e, insomma, io lo ascolto, ogni tanto mi scende la lacrimuccia, no? Perché questo è il primo disco in assoluto che io ho messo al Miro quando sono diventato resident nel 2000, era 13 maggio 2000. Lo so perché c'ho ancora la cassettina a casa, è scritto 13 maggio 2000. La stagione si intitolava Vivere un tempo tecnico, perché all'epoca le discoteche avevano anche questo, veniva dato un titolo a una stagione estiva piuttosto che invernale. E questo è il primo disco che tra l'altro appunto parlavamo prima, no, del warm up, del preascolto, poi c'era la sigla. E questo disco che ho trovato grazie a Lady Brian, che aveva il negozio di dischi al Four Original Store, anche questo a Treviso, e lui mi tirava fuori queste chicchette. All'epoca mi seguiva lui musicalmente, appunto, perché ripeto, i dischi devono essere tirati fuori in questo modo. E mi ha detto, ho un disco giusto secondo me come disco di apertura, e questo è stato il disco di apertura per tutta quella stagione, per il 2000, ed è un disco etnico alla fine, quindi per chi c'era forse gli scenderanno la lacrimuccia, per chi non c'era si goda questo etno vibes. È anche molto bello perché al tempo c'era proprio l'apertura, Sì, la chiusura, esatto. erano degli eventi ricorrenti. Sì. Nei quali era per certi versi come immergersi in quell'atmosfera, dare inizio a un'esperienza unica, ma Sì. sempre diversa. Cioè, diciamo, il disco di apertura e di chiusura era quello, Sì. ma quello che succedeva in mezzo era ogni volta dinamico, ogni volta... Certo. E quindi ci riportava ogni volta a rimergersi nuovamente in questa atmosfera. E questo ce lo gustiamo adesso insieme. Il titolo?
Ethno Vibration. There you go. Let's spin it. Right. No, e questo vedi, è proprio, questa è la magia, no? Se vuoi, quando ascolti questo, ti puoi immaginare come, ma per chi non c'era, per chi non ha mai vissuto quelle notti, quel momento e quella residency che avevi tu al Miro nella main room, nella techno room. Sì, arena, sì, nell'arena. Mhm. Descrivi quell'atmosfera. Come sul libro. No, il libro non ho parlato dell'arena, però ci sono chiaramente dei riferimenti, insomma. Allora, l'arena tu devi capire che era una sala completamente dipinta di rosso, i muri tutti rossi, e c'era una scritta, per conto, me lo ricordo ancora, era una console qui centrale, e c'era sul muro, su una parete, una scritta a neon rossa con scritto No Fear. Ok? Quindi questa era l'atmosfera. Riguardo a questo momento in cui ho messo su questo disco, ti raccontavo prima che eravamo fuori onda, praticamente l'atmosfera qui, io insomma me la facevo sotto perché avevo davanti tutte queste persone che aspettavano che mettessi il primo disco, perché devi sapere che siccome la direzione era quella del Cucuricò alla fine, infatti quella prima serata mi pare che fossimo io, Resident, poi Sacoman e Cirillo, mi sembra, quindi è come, cioè proprio, capito, l'apoteosi della console techno in Italia, e io dovevo aprire a questi e avevo 22 anni. Nice. Allora la situazione era questa: mi avevano imposto di tenere la musica spenta fino alle ore 1. Quindi tu devi considerare, essendo un multisala, che le altre sale già erano partite con la musica da un'ora, e però noi eravamo imballati così di gente, c'avevo tipo 2000 persone. Wow. Che aspettavano di scendere in pista ma non lo facevano, quindi sentivi tutto questo brusio col sottofondo delle altre sale, no? E noi spenti, e io dovevo mettere su questo primo disco qua e c'era tutta la gente accalcata a bordo pista, quindi c'era questa cosa assurda che la gente proprio aspettava di partire come fossero delle marionette, tipo, no? Cioè, con tutto bene che li voglio chiaramente, però erano fermi e aspettavano, dice, ma sti qua partono o non partono? E quando ho messo su questo, come avete sentito, durerà 2-3 minuti, e ancora non partiva, no? Quando sono partito col primo disco, che mi ricordo era una versione particolare, siccome era Maurice che faceva il cerimoniere di apertura, il principe Maurice, e aveva fatto un disco con Mario Più che si chiamava Techno Harmony, e ho messo su questa versione un po' più underground, appunto particolare di Techno Harmony, che partiva con un intro quasi jungle, e poi veniva dentro con la cassa dritta, no? Insomma, quando è arrivata dentro la cassa dritta hai visto le formiche proprio che scendono nella tana, e hai visto, io me lo ricorderò finché vivo, tutte queste teste, queste persone che si sono riversate in pista
e con una voglia di ballare, di fare festa, che ti puoi solo immaginare. Questi li avevo tenuti fermi fino all'una, cioè questa è l'apertura del locale, nuova stagione, nuova direzione, nuovi DJ, quindi è stato fantastico, insomma. Magico. Cioè, una cosa, sì, più che magico. Cioè io certe E tu volte... dicevi avevi un paio di occhiali rossi? Se non erano rossi, sì. Rossi avevo anche le mesh rossi. Nice. Inguardabile. All right. Yes. Adesso abbiamo preparato un disco che in questo caso io qui condivido anche la cover. Sì. È un disco fatto da te. Questo è il mio primo disco in assoluto che ho realizzato e stampato. Ah. E per questo primo disco devo ringraziare in particolare una persona che mi ha permesso di portare questa mia demo all'etichetta discografica, che è la PRG, che è stata famosissima negli anni 90 appunto e fino credo metà anni 2000 per quanto riguarda la produzione di dischi techno progressive, no? Che facevano tante produzioni che poi avevano successo nei club che Certo. proponevano questo tipo di musica. E devo ringraziare diciamo un artista che è conosciutissimo, adesso appena vi dirò il nome, è Elvio Moratto. Quindi lui è stato, diciamo, quello che mi ha introdotto, mi ha permesso di portare questa demo alla corte, diciamo, dell'Expanded Music, che distribuiva varie etichette tra la Mantra Vibes, la DFC yeah. di DJ Cerla, che saluto, che è famosissimo adesso Yeah. sui social. E all'epoca appunto sono andato giù con questo demo e poi ci abbiamo lavorato in studio lì a Bologna ed è uscite queste 3 tracce. Il disco, per essere il primo che ho fatto, mi ha dato grandi soddisfazioni ed è il primo disco in vinile che ho realizzato. Io Che questo si chiama Omicron. Il nome è un po' brutto dopo il Covid, però considerate che l'ho fatto molto tempo prima. Ecco. Nice one. Io questo l'ho sentito e te l'ho sentito anche suonare, quindi Sì. ecco, sono molto felice. Sì. Questo lo suonavano a Manhattan, per esempio, Yeah. spesso a Manhattan e vabbè, poi lo suonavano un po' in giro in Italia, Bismarck, e poi Italia Network, insomma. Questa traccia in particolare? Questa in che particolare è traccia una B-side, a me sai che mi piacciono molto le B-side, questa era meno suonata, ma a me era quella che piaceva di più, sinceramente, delle 3. Ed è un po' più così, è diversa dalle altre 2. Perché una traccia ha un bassline che richiama un po' il motivo, cioè diciamo la traccia, quella degli Attack Records, chiamiamola così, un po' emula quel mondo lì, e una invece ha un synth un po' più potente che andava all'epoca, questa invece è una sonorità un po' più chemical, le chiamiamo al momento, all'epoca, quindi Alright. un po' più viaggio. Let's give it a go then. Vai.
ascoltandolo veramente, cioè, è molto attuale. È molto attuale. Tutto torna. Esatto, soprattutto, cioè, adesso lo stiamo suonando a pitch Sì, questo zero, no, diciamo. Sì. Ma se lo rallenti un po', cioè, ci giochi un po'. ci puoi cioè. giocare. Sì. Ok, allora io direi prendiamoci un minuto, uno per fare uno shout out a Flusso Music, flussomusic.com. Visitate flussomusic.com, è insomma questo nuovo progetto dedicato alla musica sperimentale, avant-garde sperimentale, curato da me e da Matteo Salviato. Siamo in una fase di lancio nella quale potete iscrivervi alla newsletter ed essere i primi a sapere quando verranno lanciate le prime release. Vi lasciamo scoprire il tutto su flussomusic.com. And uno shout out anche al nostro web store, dove potete trovare questi bellissimi gadget e queste bellissime magliette e molti altri diciamo così gadget che potete usare nella vostra vita quotidiana o per le vostre serate di clubbing o le vostre sessioni di studio. Ma diciamo abbiamo scoperto che molta della gente che acquista sullo store non è poi magari un DJ o un artista nel vero senso della parola, che però ecco ha piacere di supportare quella che è questo bellissimo progetto, perché ogni anno devolviamo quello che ricaviamo dalla vendita di questo web store all'AIRC per la ricerca e la lotta contro il cancro. Quindi oltre a portarvi a casa un gadget simpatico o delle bellissime maglie fatte con procedure eco-friendly, date anche una mano ad una missione importante. Con questo prima di dare così una conclusione alla serata di oggi, una breve panoramica riguardo agli eventi di XYZ e agli stream che manderemo in broadcasting dall'XYZ Creative Center di Conegliano. E domani va in onda il back-to-back set di... Sono anch'io? Yes! I do, ho detto all'inglese I do. Dei due, no, detta così in modo ironico, però per cui è stato battezzato così il progetto. Un back to back mio e di Daniele. Sarà un extended set questo, quindi più lungo della classica ora che normalmente condividiamo sul canale, e sarà un back to back che va un po' a rispolverare delle nuove sonorità che avevamo così in serbo di proporre, e insomma siamo sicuri che vi piacerà. E anche comunque, vecchi, come il nostro stile. Assolutamente, c'è una cross pollination di nuove sonorità e sonorità più classiche che crea un'esperienza unica. Tutto a vinile, in onda domani, giovedì 7 novembre alle 8:30 sul nostro canale di YouTube. Fissatevelo. Yeah, save the date. Martedì 12 ci sarà l'Artist Spotlight di Joe Faccini, quindi uno sguardo all'artista che performerà invece il giovedì 14 novembre. Farà un set che abbiamo registrato al Basement a Belluno dal mitico Elasi. Figo. Sarà un bellissimo set, molto spiritual, molto deep house, quindi ottime sonorità. E per concludere, giovedì 28 novembre avremo Claudette, Claudia, questa DJ singer che insomma ogni volta che ho l'opportunità mi piace condividere, e ecco, in questo caso ci sarà un DJ set che davo per perso perché era salvato su una disc che ha avuto un infortunio, chiamiamolo così. Siamo riusciti a recuperare la traccia. È un set monocam, non ci saranno molteplici multicam, però c'è e così avevamo il piacere di riproporlo, di condividerlo, e chiaramente così per chi non conosce Claudette potrete andare ad esplorare il suo universo creativo. Good, that said, se dovessi scegliere un ultimo disco per la serata, che disco sceglieresti? Il mio disco di chiusura del Miro. Alright, you have it? Assolutamente, non potevo deludere. Benissimo. E allora, mentre tu cerchi il disco di chiusura, io condivido nuovamente la copertina del libro di Daniele, Notte Suprema. Potete trovare il link nella chat.
se volete ordinare una copia via Amazon. Scritto da Daniele De Marchi, originariamente chiaramente Daniele Marcuzzo, è un salto nel passato, è una bellissima storia romanzata di quello che era il mondo del club, il mondo della notte a cavallo tra gli anni 90 e gli anni 2000. E allora sulle luci. Sulle luci, ultimo disco. Allora l'ultimo disco era Sulle luci. E poi te lo faccio live così come Yeah, man. veniva all'epoca. Go for it. E la gente insomma si aspettava quest'ultimo disco che ho dovuto tenere per tutti i miei anni di residenza al Miro come ultimo disco. Vediamo di farlo partire a 45. Yeah. Non mi ricordo mai se è 45 o 33. La è un bellezza del 33. vinile. E quindi facevo questa cosa qui. Tu dimmi se posso andare. You can go whenever you want. Daniele, io ti Noi ringrazio. non siamo stanchi. Io ti ringrazio insomma, Ma grazie a te, grazie eh, a tutti gli amici che seguono sì. il tuo podcast. È bello che lo chiami podcast in realtà, perché stavo pensando prima come si è evoluta la scena, no? Però negli anni 90 c'era la radio, la TV, poi si parla di podcast, Sono sai, quando erano nei diffuse. primi iPod like this, right? Sì. Adesso questo show in realtà va dal vivo audio,
video, c'è chi lo vede on demand, like this, sì. tutto shifta, no? E si evolve. No, io diciamo che è un Ehm, podcast per un semplice motivo che si parla, si discute, quindi ha in comune quell'aspetto lì, quei podcast. Ed è stato qualcosa in bellissimo più. averti come ospite. No, grazie ancora grazie di a aver te. portato questa copia del libro. Poi ti farò autografare quella che invece ho acquistato io perché ci sta, insomma, Ma tranquillo. giustamente. Volentierissimo. Quindi ecco, per chi volesse immergersi in molte delle storie che ha condiviso Daniele, sì. Notte Suprema, Summa Noctis, scritto da Daniele Marcuzzo. Trovate il link nella chat e nella video description. Daniele, speriamo di riaverti presto come ospite. Volentieri, in base agli impegni, però volentieri, assolutamente. E per voi rimanete sintonizzati, domani sera in onda qui da XYZ il back to back set di Daniele De Marchi e Mo Zero. Non perdetevelo. Ido. Enjoy. Ciao, Ciao ciao.